Questa è la Serie B-Win. Appassionati della Serie B-Win, un ben ritrovati da parte di Luca Gregorio, benvenuti a Padova-Livorno, una delle partite più intriganti della 23esima giornata, ma con due squadre dagli stati d'animo molto differenti. Il Padova ha vinto solo una volta nelle ultime 6, il Livorno per contro è in striscia positiva da 12 gare. Fantasia, attacchi super in una sfida che promette adrenalina e spettacolo. Non si gioca da quasi un mese, è una bella incognita, ma per stare in alto sono vietati rallentamenti. Il Padova è a -2 dal treno playoff, il Livorno è secondo, a +4 sul Verona, soprattutto a -4 dal Sassuolo capolista. Ieri KO nell'anticipo 2-1 a Crotone. Si comincia, buon divertimento. Piccini contro cross, dentro, doppia deviazione, palla che si addormenta a lato. Chiama lo schema. La battuta di Iori, colpo di testa e salvataggio sulla linea di Gemiti. Brivido clamoroso dopo l'incornata di Trevisan. Cutolo, Farias, traccia dentro per Cutolo, sinistro e destro, in bocca Fiorillo. Occhio alla battuta sulla quale svetta però la testa di Emerson. A vuoto Schiattarella. Due volte, poi conclusione di Jelenic, Fiorillo respinge. Lambrughi, Genzoglu aggredito, occhio in mezzo a due, non se la cava bene e allora si apre la strada per Cutolo, ancora costretto a giocare col sinistro, destro poi dentro, la deviazione, miracolo di Fiorillo su Jelenic, riflesso spaventoso, anzi su Farias, che occasione per il Padova. Farias, punta verso l'interno, Cutolo, tocco di ritorno, Farias, grande aggancio, Farias, deviazione di Fiorillo, Jelenic, tutto fermo. Via il contropiede immediato di Farias, Cutolo vuole piazzarla, palla al lato. Gemiti. Lambrughi, cross basso Dionisi, Bellingheri sbuccia completamente il pallone. Si riparte allora dallo 0-0 del primo tempo. Jelenic, pallone che passa, occhio alla conclusione, smorzata. Rispoli, Zeduardo, lavora anche di fisico, vorrebbe il fallo, lascia giocare Cervellera, Cutolo da fermo, sinistro, Fiorillo in due tempi. Zeduardo trova il corridoio buono ancora per Farias, prova lo spunto, Farias parte molto lontano, Cutolo, poi Iori, destro troppo centrale, troppo tenero. Iori dentro, poi palla che schizza sul sinistro di Cutolo, Fiorillo la vede all'ultimo. Occhio a Farias che prende posizione, Renzetti a vuoto De Vitis che se ne trova sul destro, De Vitis, la deviazione di Bernardini. Colomba sprona i suoi ad attaccare fino alla fine, Babacar lascia scorrere, Babacar destro improvviso, Fiorillo c'è. Finisce qui 0-0 tra Padova e Livorno, grande occasione mancata dagli Amaranto che rimangono a -3 dalla capolista Sassuolo. Avrebbe meritato di più il Padova di Colomba, che si deve accontentare invece di un altro pareggio.